La Regione ha stipulato un accordo importante per quanto riguarda il Parco Basaglia di Gorizia. Sì, un accordo tra la Regione, l'Ente regionale per il patrimonio culturale e l'azienda sanitaria per la riqualificazione del Parco Basaglia Gorizia. Cioè, questo accordo prevede il rifacimento del parco, quindi un grande investimento sulla parte del giardino che sarà fruibile ovviamente a tutti i cittadini, come già oggi, però riqualificato, anche una, chiamiamola impropriamente permuta, di alcune strutture per poter rendere fruibile una struttura vicino al confine che ha già delle risorse per la ristrutturazione da parte del GECT a uso pubblico, e anche per quanto riguarda il bellissimo quadrilatero novecentesco che attualmente è in uno stato non eccellente, dove ci sono delle attività di artigianato e che invece passeranno proprio all'ERPAC per essere valorizzate dal punto di vista sia dell'artigianato artistico che delle attività culturali. In cambio l'azienda sanitaria occuperà invece uno spazio molto più fruibile dal punto di vista immediato, che è la palazzina all'ingresso in cemento con l'area. Quindi una razionalizzazione del parco, ma soprattutto un grande investimento culturale per quello che fa parte della storia di questa regione. Quindi un'area riqualificata per la città di Gorizia, uno spazio molto importante, avrà un tavolo scientifico che parteciperà ovviamente il Comune, la Fondazione Cassa di Risparmio, oltre che le strutture regionali dell'azienda, e sarà gestita razionalmente dall'azienda sanitaria, così come il Parco di San Giovanni a Trieste. Quindi un grande sforzo che prevede un investimento importante, ma soprattutto un recupero per i goriziani di una parte importantissima della loro città.